Hanno visto la morte negli occhi, i loro compagni di viaggio morire. Adesso si ritrovano indagati per il reato di immigrazione clandestina. Lo prevede la legge, una norma della famigerata Bossi-Fini, alla quale magistrati agrigentini dovranno adeguarsi. Ad oggi la procura non ha ancora iscritto nel registro alcuno dei 155 sopravvissuti al naufragio di 2 giorni fa, ma lo farà non appena saranno completate le procedure di identificazione. Il reato prevede come pena massima una multa di 5.000 euro, una vergogna secondo molti. Un reato, quello della clandestinità, al centro della proposta referendaria dei radicali per essere abolito, ma il quorum delle 500.000 firme non è stato raggiunto. E il procuratore aggiunto di Agrigento, Ignazio Fonso, conferma che il suo ufficio, retto da Renato Di Natale, non intende aprire un fascicolo su presunti ritardi nei soccorsi. Non abbiamo riscontri in merito, precisa l'alto magistrato, in riferimento ad un esposto alla Procura Militare di Napoli su presunti ritardi nei soccorsi. Secondo fonti ufficiali è arrivato alle 7 del mattino alle capitanerie di porto tramite chiamata VHF il primo allarme relativo al barcone naufragato al largo di Lampedusa. Secondo quanto si apprende, la chiamata è stata fatta da uno dei pescherecci che erano nella zona dove è affondato il barcone, al quale sono state immediatamente impartite dalle capitanerie di porto le direttive per effettuare i soccorsi. Un quarto d'ora dopo la chiamata, le motovedette della Guardia Costiera erano già in mare e alle 7:20 sono arrivate nel punto dove si è verificata la tragedia. A bordo del barcone, secondo le testimonianze dei sopravvissuti, vi erano 518 migranti. Dunque, secondo questa cifra, sarebbero 363 i morti del naufragio. 111 corpi sono stati recuperati, quindi ne mancherebbero all'appello 252.